Perfetto. Sei riuscito? Ci siamo riusciti. Magari che vuoi anche qualche No, bisogna che carico un attimo perché lui è in diretta adesso, dico live. Ok. No, sono da fuori ancora. Aspettiamo, dai. Un attimo. Aspetta un attimo, Posso stare che magari. Perché sai che c'è sempre qualche secondo. Ma se la passare un minuto in teoria. Perché non so se va a farla partire dall'app. Aspetta un attimo, YouTube. YouTube Studio. Uso YouTube Studio. E che poca roba di sul cellulare. A sé. Contenuti. Via. Che cazzo si dal vivo? Rimando lì intanto magari guarda In teoria lui mi dice che lei è in live, ma Guardare se si vede. prova a guardare. no, guardare se non te lo dà live. No. Tu rivedi se su dal vivo o no? Ah sì. Ehi, Mi senti? Ci sei? Come è stato fatto lui? Perché non lo vedo? si sente anche. Ah, Si sente anche. Sì, che posso niente da conoscere. Ma come sei riuscito? fate mandare il link da lui. Mettete il gruppo il link. Ma perché non l'ha Che c'è anche. se manda lì? Qua. Dice, guarda, faccio vedere qui. Occhio. Ah, ok. Perché sì, Eccola qua. su dal, No, gira il link che hai. dal vivo ti vedi, Come se posso girarlo adesso che non ti vedo? giro mi. Grazie. Gira il telefono. Però dimmi quei chi sei. Vedremo se ecco qui che sarà. Senti, se avessi il figlio di me. Ma forse è su qui davanti. Sì. Aspetta un attimo che devi essere. Allora tiro giù un po' le luci perché è lo scarico. Perché lì che sei l'arbitro? Ma che non dico io? Arrivo qua. Condividi, dimmi dove. Perfetto. A WhatsApp. WhatsApp, bravissimo. E dimmi dove. Messorea. Wow. Vai. Aspetta seduto che se Thank l'arbitro di là che da parte Grazie sì, infinite. dopo che sei a testa dell'arbitro. Abbiamo mangiato io, ma se sta l'arbitro, dipende come che l'arbitro. Ma Un'idea tipo di metterla. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo se ci. Ok, va bene così. Ti dà fastidio a te? No. Andiamo dal link.
Vabbè sì, dopo No, non ci deve stare. esatto, così, però così. No, ma lei non si sposta. Non si era spostato. No, perché tu vedi in ritardo. Ah, che bello, che sembra. Sei un po' in ritardo. Non importa. Ah, sì. No, perché dico c'è la testa degli altri, no? Sì. Sì, lei io so.
soprattutto Senti che rana dà l'impressione sì, beh, come questa... fratello qua. Ah sì? Sì. Dà l'impressione ma le... Sì, sì. Ah sì? Il peso? 70. Ah, Cioè chi se ne mette... super volte. Super E quanto condizioni 70 kg. Volte? Volte 68, volte 60. no, è essere 70. Bel peso. Meno, ma e sono puro che quanto peso? 64. Ah, 64. Super leggero. Ah, ok, super leggero. Non puoi combattere con te. No. Si tira di più Ah sì. e lo coppa. Ah, Insomma, la castagna. E appesa di più. ma lì dice vedito che dice quando dice grassi è molto più forte. Ecco, questo è lo sapevo. Ciao. Ciao. Complimenti. Bravo. A che ora combatti? Partito. Che palestra sì. Argentino. Ah, Pisa. Dai, mi raccomando, va. Come si chiama? Ah, perché? Ho sempre ancora lì sui vecchi. Ah, giusto, qua vicino da cosa. Ho sempre sui vecchi. Ah, sì? Posso usare un cedo, una cura. Ah, beh, sono tu Pardini. L'ho vista qua. Qua a fare via Monti. Non so mia. Con San, sì, con Madonna, sto lì. Sono peggio. Anni. Quando posso essere. Madonna, mi porta bene. Sì. Mi porta bene. Mamma mia. Anche a me, 10 euro. Devi andare, non ti vedi questa... Qualche parte del giappacaglioni. C'è due anni, Sì. È una roba. Ciao, grazie per tutti gli incontri video per poco, quasi 2 in Italia. Incontri cazzo quasi tutti per capo. Neanche un forte, non andava in italiano. Adesso che L'anno scorso ho fatto italiano. no, mio fratello adesso mi piace. Quanto tempo sei che Ah, 2 anni. Se avevate dubbi, nel caso in cui qualcuno dovesse avere dei dubbi che il microfono funzionasse, ora abbiamo risolto il dubbio. Signore e signori, buonasera, ben arrivati, questo è l'inizio di una grande serata di pugilato. Non vi sto sentendo? Io non vi vedo perché sono al buio, ma voi siete la nostra luce questa sera, perché voi farete il tifo, perché questa sera qui alla Final Center di Tombolo siamo pronti per vivere una grande emozione. Buonasera a tutti da Enrico Barasciuti e benvenuti a quello che si preannuncia come un grande spettacolo. Abbiamo degli ospiti meravigliosi che andremo a premiare questa sera. Avremo la possibilità di vivere insieme il pugilato, non soltanto IVA come si chiama oggi, cioè il pugilato dilettantistico, ma avremo anche il debutto del pugilato professionistico, e questa è una serata davvero che vi chiediamo di vivere con la grande emozione che certamente vivrete leggendo quello che succede tra le 16 corde, ma certamente vivrete anche grazie alle esibizioni di quello che il pugilato porta con sé, cioè un grande show, un grande spettacolo. Vogliamo capire se sarete abbastanza caldi, non c'è dubbio che questo succederà, ma permettetemi intanto di ringraziare ovviamente il padrone di casa. Dov'è Mauro Rizzardi?
territorio che ospita la Fight Center. Abbiamo con noi il sindaco di Tombolo, lo ringraziamo, lo salutiamo, è con noi Cristian Andreatta, grazie davvero. E ovviamente Andretta, chiedo scusa, adesso andiamo a fare giusto il nome. Andretta, esatto. Andiamo però, come vi dicevo, non soltanto a salutare e ringraziare il pugilato, adesso dobbiamo togliere le notifiche su WhatsApp, altrimenti entrano, ma anche andiamo a salutare quello che il pugilato, vi dicevo, porta come show. E allora siamo pronti per andare ad accogliere davvero con un grandissimo applauso quelli che saranno i primi protagonisti ad entrare su questo ring, perché stiamo per vivere insieme la magia del hip hop. Non mi sento la magia del hip hop, non mi sento la magia del hip hop, perché abbiamo la palestra Two Step di Campagnoli che inizierà grazie ai nostri mitici istruttori insegnanti. La prima è la Sara, la seconda è Ricky Rock. Iniziamo con la compagine che si allena qui a Tombolo, che prova qui a Tombolo, perché abbiamo 3 balli hip hop. Il primo è portato con delle figliuole. Siamo pronti per andare a chiamare il primo gruppo dalla palestra Two Step. Il primo gruppo, se non sbaglio, si chiama Ridley Crew e sono in realtà Gaia, Mattia, Ilenia, Francesca, Isabella ed Eva. Andrea, credo sia tuo, no, Matteo, credo sia tuo compito di mettere la musica per loro, per il Two Step, per il gruppo gestito dalla Ridley Crew, ossia da Ricky Rock e dalla Sara. Dico giusto? Penso di sì. Musica, maestro! Remember the name now. Madman looks his hand loveless. Now a bust, but it's behind to be tested. Then do we shadow to the saddle, ready for battle. Bring on your poison, it's under poison. But I'm back on everything you did. You trying to set up, can't win you back. Get the move back. We run the power, you hell of a looking damn. I know if I can save myself. Told me this is a madman. I don't fit that, he got bad weapons too. Ain't trying to hear that. Trying to me, the sherry gun. When we all class, pussy that it can't be done. Understand me, son. All this niggas say it. I don't think it's the here. Did I say this is the end? Siete autorizzati a seguire con le mani il ritmo. Credo che Mauro possa essere d'accordo con noi. Bang Crew!
me tell you something right here. I saw me a pretty young gal. You know, was looking like yeah. Ma quello che è certo è che stanno per salire 5 atlete, per chiamarle atlete ma in realtà artiste, per chiamarle artiste in realtà ce ne sono 4 di artiste e c'è un uomo fortunato. E allora Asia, Rachele, Ginevra, Viola accompagnano Leonardo per i BDB Body Q. Ce l'ha fatta! Come on! Musica! Momento di tensione, è veramente così? 3, 2, 1.
nella provincia di Vicenza, 5 km nella provincia di Vicenza, ma possiamo dire quasi Padova Nord, mettiamola così. E a questo punto, signori, io ringrazio ovviamente Matteo che mi seguirà con la regia, mettiamo un piccolissimo sottofondo perché sono pronto, quello che vuoi, a presentare ufficialmente la serata, perché adesso dall'hip hop passiamo al pugilato, al motivo per il quale siete qui, per vivere insieme questo venerdì, che non diremo il numero, un venerdì di marzo di questo 2023, e allora siamo pronti perché ufficialmente iniziamo con le presentazioni con il commissario di riunione, al quale tributiamo l'applauso, Alex Tomasello, agli arbitri Denis Incanuti, Mauro Codorello, Marco Zanetta e Marco Miarelli, al dottor Francesco Valdese, ai volontari della Croce Rossa che noi auguriamo sempre possiate godere dello spettacolo senza dover intervenire. Abbiamo già salutato, ringraziamo nuovamente il sindaco, però salutiamo e ringraziamo coloro i quali ci daranno il tempo giusto, i nostri cronometristi Giovanni Ragazzi e Roberto Priore. E allora a questo punto le presentazioni ufficiali sono fatte, noi siamo pronti per sentire il vostro applauso e andare a chiamare il portabandiera dei colori all'angolo blu, non prima di aver accolto Marco Zanetta tra le 16 corde. Se ci siete potete farvi sentire. E come ogni incontro di pugilato che si rispetti, vogliamo presentare chi delle due sale per prima. State facendo perché state giocando a cosa? A morra cinese. Signore e signori, la nostra ring girl Martina. Devi entrare, prendere il cappellone, un bel sorriso per la stampa, fai vedere che stiamo per vivere la prima delle 3 riprese. E allora l'applauso per Martina è all'inizio, e per la prima volta anche per lei e anche per la nostra regia. E quindi mi raccomando, siamo super cortesi e super gentili. A questo punto possiamo ufficialmente chiamare portabandiera dei colori della Ferrara Box con i suoi 60 kg. Incominciamo con un pugilato femminile che sarà protagonista, molto protagonista questa sera. Come vi dicevo, dalla Ferrara Box accogliamo con un grande applauso dall'angolo blu Valeria Ciobu. Con la portabandiera dei colori della Box Cavazzare, accompagnata dal mitico maestro Nicola Fontolan, pronti ad accogliere all'angolo rosso Arianna Tonello. Controllate ovviamente le protezioni
abbiamo una richiesta per il pubblico. Fatevi sentire, fate il tifo, fate in modo che queste ragazze non si sentano sole sul ring. Scusa, anche io oggi. Zato da un poco da carene. Se vuoi vada che se vuoi riuniamo. Ma che stavo io? Va bene, mangi, sì, beh, credo. Vengono chiamate al centro ring le due atlete. E a questo punto davvero concentriamoci perché ascoltiamo il gong che dà inizio davvero a questa serata. Inizia la prima ripresa. Subito lì, non fare avanti, così, subito che c'è. Via, passi dietro, non puoi dritto, e via, dai, veloce, puoi fare. Ciao, così, via.
secondi. Inizia la seconda ripresa. Vai Giobu! Dai, continua! Così! Dai! Continua sempre! Così! Così! Continua sempre! Sempre! Così! Ancora! Giustamente a sinistra, a destra.
seccatissima, rossa se 3 volte più cattiva. Che ha le mazze. Sì, sì, vantaggi. Ah, oh. Fatica, Sì, perché che altro che sempre tira un po' la cazzo. Questi del blu che i pugni che ha da tirare si piace fare. Ah, meglio Guarda, se chiamassimo sta perché sta direi l'altra mina con i bracci così. sì, la sbaccia. Adesso che ho fatto un bel coso, non so. Sì, una bello. E destro anche. Ed è questo il gong che chiude il primo degli 8 incontri. Viva tra Valerio Ciocco e Arena Canello. L'applauso lo vogliamo sentire più forte per il loro coraggio di aver iniziato questa serata di venerdì 2023 in questa serata della box a Tombolo. E allora un filino di musica certamente la sentiamo, perché nel frattempo per tutti quelli che sono qui per la prima volta sappiate che vengono raccolti i cartellini dal commissario di riunione, vi ricordo il signor Alex Donzello, vengono consegnate agli ricordo e anche, attenzione un secondo solo, Marco, secondo che diamo anche una borraccia a testa perché abbiamo degli sponsor importanti. Uno tra questi è ovviamente Y Sport, lo sponsor ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana. Faccio anche il balletto, un secondo. Vengono chiamati al centro ring le due atlete. Andiamo alla lettura del verdetto, controllo ovviamente dei guantoni, anzi, pardon, delle fasciature. E questo primo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Arianna Canello, box carattere. Ovviamente grazie anche a Valerio Ciocco, la box. Grazie davvero a queste due ragazze che hanno aperto, ricordandoci una volta in più quanto il pugilato femminile sia importante per quanto riguarda la nostra federazione, ricordandoci una volta in più come l'unica medaglia portata a casa del pugilato italiano sia stata portata a casa proprio da Ilva Testa due Olimpiadi, a dimostrazione di quanto il pugilato femminile sia importante. Ma adesso continuiamo con quello che è invece il pugilato maschile. Continuiamo quindi con il secondo incontro in programma, non prima di aver accolto sul ring l'arbitro Mauro Vedovello. Bravi, un applauso le regole sono chiare. E allora, non appena verranno distribuiti i cartellini, siamo pronti per andare a chiamare portabandiera dei colori della New America, accompagnato dal maestro Giuliano Nardello all'angolo blu, è pronto a fare il suo ingresso tra le 16 corde Abdella Aubu.
Devi sguardo da paura. Vai Abu! Inizia la prima ripresa. Vai, bravo! È partito forte, l'ho visto carico. Io caro che legnate. Che ho messo mai. Bello! Bello! Bravo, secondo. Vai Abu! Vai Abu, vai! Bravo! Esci da lì, esci! Esci dall'angolo! Vai Abu! Vai Abu! Vai! Vai Abu! Non si muove. Hai gatto un match? Damn. Bravo Giuliano! Hai già fatto le gambe! E allora abbiamo un bel applauso anche al nostro Henley. Le nostre due amiche prestate questa sera al pugilato, ma adesso dobbiamo concentrarci di nuovo per la seconda ripresa. Buoni secondi. Inizia la seconda ripresa. Vai Abu!
Vai Gatto! Dai Abu! Bravo, dai Abu, vai! Esci da lì, esci dall'angolo! Esci dall'angolo, esci! Dai Abu! Esci da lì, esci! Bravo! Vai! Esci via da lì! Cazzo, non massa al voto, Dai Abu! massa al voto. Dai Abu! Vai, Bu! Dai Abu! Cazzo seu, cazzo seu. Dai Abu! Dai Abu! Vai, vai, vai! Bello! Delle tre imprese tra Pago Allala e Sidi Ciacula, rispettivamente New America, Pago e adesso tocca a Martina per la terza ripresa. Fuori i secondi. Adesso vediamo la verità. La terza ripresa. Forza Abu! Inizia la terza e l'ultima ripresa. Dai Abu! Vai! Dai Abu! Dai tutto Abu, vai! Dai Abu, dai!
Abdelamu e Sidi Cegre, Juveling, angolo blu, Palmaring, angolo rosso. 9 minuti di quello che noi consideriamo un gran bello spettacolo. Grazie ragazzi. E questo secondo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso, Sini Cegre, un applauso forte, fortissimo ancora! Ed è già avvenuto il passaggio di consegne tra l'arbitro Mauro Vedovelli e l'arbitro Gianni Siccanuti, al quale va l'applauso per essere entrato tra le 16 corde la prima volta questa sera. A lui il compito di gestire l'influenza, la voglia e la forza dei combattenti per il terzo incontro. E allora abbiamo accompagnato nel nord-est anche quello che c'era richiesta, avevo fatto fare alla commissione di riunione. Allora c'è una richiesta, non possiamo continuare, abbiamo bisogno di stringere le corde, capisco giusto? Possiamo andare avanti, datemi i ordini. Allora, ascoltiamo un po' di musica, vai, cantiamo. Allora, il commissario di riunione ci autorizza a dare la chiamata. Vi dicevo che siamo arrivati nel nord-est e siamo andati a prenderli fino ad Udine. E allora, porta bandiera dei colori della pugilistica udinese. Siamo pronti per chiamare all'angolo blu Michele Luccon. 67 punti, 67 km per cerca. Accompagnato da Gianluca Candigaro.
il consueto saluto. Non appena tutto sarà pronto affinché i paramenti siano completi e adeguati, allora vogliamo il tempo giustamente che questo avvenga. Mauro? Ok, avremo bisogno di un caschetto taglia L, rosso taglia L. Alex
Bello! Forti ce l'hai. Sì, bravo, bravo. Bello! Questo gong che chiude la prima delle 3 riprese tra Michele e Luccone. Giorgio Maure, Lucio di Sicurezza, Blu, Padova di Cavallo Rosso, Martina al centro ring. Non ho capito come fare, falso grande della Martinezza Laura, ma secondo me perché i ragazzi sono un po' timidi. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Ci vedi, Testa! Montante destro. Blu, metti un montante destro. Bello! Vai sotto! Montante destro. Incrocialo con montante destro, Blu.
Questo è gong che chiude la seconda delle tre riprese tra Michele Lucon, Angelo Giusto Linese, Doggio Maure, Domenica, Angolo Rosso. Ecci al centro ring. Vuoi in secondi? Una volta gli altri hanno dato 4 e 5 del mattino. Inizia la terza ed ultima ripresa. Mamma che legnata! Vai blu, vai blu! Tante destro! Tante destro! Vai blu, vai! Smontate! Ora! Vai blu! Testa! Non mi senti, qui senti guidarsi. Sì, inizia il blu. No, per me inizia il blu. È stato più preciso con i pugni. Questo. Pari, anche pari, ci sono. E questo è il gong che chiude l'ultima ripresa e non chiude il vostro applauso per questo abbraccio tra Michele Lucon e Doggio Maure, Giusto Linese, Angelo Rosso. Thank you.
riprendete ancora l'applauso di Tombolo. E anche la borraccia arriva, qua sport. Senza borraccia non possiamo andare a casa. Passaggio di Costelli tra gli arbitri, Dennis Incanuti, e per la prima volta sul ring. E per la prima volta sul ring Marco Chiarelli. E allora l'applauso. Bravo, bravo. Siamo pronti per andare a chiamare. Porta bandiera ancora del colore della New America all'angolo blu. Lorenzo Girardi. Giuliano Nardello al suo angolo. Lorenzo Girardi. Lorenzo Girardi 59 kg e 200 grammi alla bilancia. A lui il compito di andare a incrociare i guantoni con all'angolo rosso, porta bandiera dei colori della Palmaring, Rocco Beccaro. Marco Beccaro, Enrico Verone, Graziele Gabriella. E la Martina ci fa la prima delle prese a 3 minuti. Con i suoi 65,4 grammi all'angolo rosso, Rocco Beccaro, Palmaring. Volevo darvi un'informazione di servizio. Se per caso vi sentite anziani, sappiate che questi sono del 2005 e del 2006. 2005 angolo blu, 2006 angolo rosso. Consolatevi. Vengono chiamati al centro. Dai Rocco! Inizio la prima ripresa. Vai Lorenzo! Ma che roba! Dai Rocco! Giocare velocissimo Lorenzo! Bello! Dai Rocco!
Rocco! Fuori i secondi. Forza Lorenzo! Inizia la seconda ripresa. Vai Lorenzo! Ma no, a quest'età.
inizia la terza, l'ultima ripresa. Grandissimo! Grande Lorenzo! È tuo! Vai subito! È tuo!
ai due grandi pugili giovanissimi, ma abbiamo avuto modo di vederli combattere spesso. E allora siamo pronti ancora alla numerica per chiamare all'angolo blu Federico Grinfan. E se prima abbiamo parlato dell'età del 2005-2006, in questo caso stiamo chiamando niente un po' di meno che cifre, perché questo è il 2007. Federico! Alle luci Mauro! Aragosto Matteo. 69 kg per Federico, adesso siamo pronti per concentrarci con il portabandiera dei colori della Padova Ring. È un grande piacere poterlo chiamare all'angolo rosso. Sulla musica dei mitici Pink Floyd, Luca Bacca! Tutto è pronto, vengono chiamati al centro ring i due atleti e noi ci concentriamo per i prossimi 6 minuti di pugilato. Inizia, in ripresa. Vai Fede, Fede è concentrato, Fede è concentrato. Concentrato Fede. No cazzate, no.
Sai che ci fa? Vai Fede, che te... Dai, buttalo Zo! Inizia la seconda ripresa. Vai Fede! Vai Fede, vai! Fede, concentrato! Concentrato Fede! Fede, concentrato! Sotto! Vai Luca! Vai Fede! Vai forte! Vai Vai Fede! Luca! 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 Fede! 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 Vai! Mi butto la terra del tierra perché non venga più. Sì, vai, La terza volta lo squalifica. Chi dice che squalifica? Si è butto per terra 3 volte. Cosa che l'ha butto per terra? 2 volte l'ha messo per terra. Usa! Vai Fede! Copriti Fede! Ma Dio qui! Vai Ma dai per la merda! Fine, te l'ho detto io, conosco la parola. Fede, calma! Fine. Dai, Fede! Oh Fede, tirarla in bocca che ha dentiera, cazzo! Tirarla in bocca! Perché la gente È inutile, adesso ho detto. Ti spiace? Dai, tranquillo Fede! Cazzo, cazzo! Guardate, Federico, dai! Porca troia, porca troia! Le partite massa non li erano tranquilli. però l'allenatore deve Io dire massa nervoso. l'allenatore su Ma perché che ha buttato cosa è successo? che poi qui Luca Perché non sente niente? Perché arriva Saiva? E allora signori, c'era qualcuno che diceva che la box è violenta. Invece no, la box non è violenta, la box è uno sport duro. I scacchi sono violenti, perché l'obiettivo è quello di affrontare il re o la regina. E in questo caso invece, quando le cose diventano complesse, esiste la possibilità di fare la così definita sospensione cautelare, perché i nostri veri clienti sono i pugili, i veri protagonisti sono loro. E allora un grande applauso ovviamente, perché al 58esimo secondo della seconda ripresa per sospensione cautelare vince per sospensione cautelare Luca Targa Rosso. E ovviamente un grande abbraccio va fatto anche a Federico Griffan della New Bank. Caro Giuliano Arnello, ho la forte convinzione che questo è soltanto il primo di tanti altri incontri che vedremo ancora. E allora grazie, e non c'è dubbio che sarà questo il momento per poter goderci di qualche istante di pausa, perché Mauro Rizzardi ci tiene davvero moltissimo a non soltanto ringraziare Padova Ring e tutto lo staff che ha consentito che questo avvenisse, ma ci tiene particolarmente a voi che saliamo sul ring tutti insieme appassionatamente. Va bene, allora Matteo che ci fa da regia ci guiderà anche, non so se questo riusciremo a far cantare, aspetta, forse facciamo on così.
se non sei mio figlio è stato vice campione italiano. Mio nipote è stato adesso avete visto cosa c'è quando no, hai visto cosa hai visto cosa ha fatto e qui ma guarda se è fuori in sé se non lo sapete no perché ho fatto la crisi no perché era chirurgici pensare quanto sì ma no, ecco, così è troppo perché abbassa, esatto. Quello ti dico sì. Vediamo se riusciamo a fare l'effetto Papa Francesco. Il mio se funziona. Se funziona lo facciamo andare. Io sono tuo cavaliere servente, per cui a te. Grazie a tutti. Scusate, mi hanno detto parto io e io ho anche lasciato il microfono, ma quanto pirla sono. Un applauso per Mauro Rizzardi! Adesso puoi partire tu. Grazie Enrico, grazie a tutti voi ragazzi, stiamo provando a fare ripartire lo sport nel miglior modo, partecipazione di tutti voi, da chi ci porta il noccio, a voi che fate agli atleti, tutto contribuisce a ripartire, però vi dovete concedere un qualcosa che sognavo da adolescente nei tempi di Rock 3. Ladies and gentlemen, welcome to the Rumble! Questa sera abbiamo il piacere di dare il nostro ringraziamento a delle persone che veramente ci hanno aiutato molto e ci hanno creduto e ci hanno sostenuto in tutto quello che era il microfono cinese, 5 euro, però va bene, e quindi lascio la parola a Enrico. Grazie a tutti. Grazie a Mauro che voleva sentirsi anche noi un po' di finanza. Let's go ready to the Rumble! Allora, dopo tantissimi anni di collaborazione, noi lo e sempre la massima disponibilità ti compro un microfono nuovo ad ogni evento sportivo. Anche nel periodo di chiusura con il Covid siamo sempre stati attivi e pronti a mantenere vivo lo sport. E allora un grosso ringraziamento alla dottoressa Katiuscia De Meglio, presidente AICS Padova. Credo che stia per salire sul ring, ecco appunto, e non soltanto la facciamo salire sul ring, ma la premiamo, penso che Mauro ci tenga, e abbiamo una targa come si può dire in questi casi, in onore, con riconoscenza. La palestra Fighting Center, Tombolo, non ti allargare, una parola invece da parte dei CS. Allora io vi ringrazio tutti quanti, è la cosa più bella che ho visto stasera sul ring, nonostante lo sport sia, la box sia uno sport molto violento. E allora, ripeto perché forse la voce non è arrivata, comunque la cosa più bella è stata che la cosa che mi è piaciuta di più quando gli atleti si sono premiati l'uno con l'altro. Io concordo perfettamente, non è un caso che questa si chiami nobile arte. E quindi grazie alla presidentessa di AICS Padova, Katiuscia De Meglio, procediamo, vi teniamo però sul ring perché poi faremo una fotografia collettiva, procediamo con la seconda premiazione, quindi tipo velina, butto via, e allora, pronti per andare a vivere con un grosso ringraziamento ad una persona, questo sono di parliamo, in questo caso sono di parliamo, e un grosso ringraziamento a una persona che prima di essere un'autorità nel territorio, come uomo si è sempre dimostrato sensibile ad
ogni iniziativa a favore dello sport come mezzo per migliorare la qualità del vivere quotidiano. Pur essendo la nostra associazione importata da fuori territorio, siamo presenti in questa zona da 12 anni e noi ci sentiamo onorati di sentirlo come il nostro sindaco. Please welcome al nostro sindaco Cristian Andretta! Ai suoi cittadini con tanto di fascia tricolore, grazie, è un onore. Mauro mi ha soldato questa sera, perciò ha detto con la fascia, sì, no, scherzi. Colgo l'occasione per ringraziare Mauro. Diceva quando voleva ringraziare Mauro per la sua società, per quello che fa per il nostro territorio, perché i giovani fanno crescere dei valori sani che sono quelli legati allo sport e all'attività sportiva. Io vengo da questo mondo, altro settore, ma so quanto importanti sono i valori dello sport, del sacrificio, della lealtà. Ho visto i incontri e ho visto da parte degli atleti molta passione e ci tenevano veramente tanto, perciò faccio complimenti a tutti gli organizzatori perché non è mai facile fare e organizzarsi. Complimenti e vi auguro un futuro importante e io sono onorato di avervi nel nostro territorio e continuiamo all'insieme della collaborazione. Grazie sindaco, l'applauso al sindaco. E sindaco, se è vero che c'è stata tanta passione tra gli atleti, mi consento di dire che c'è stata tantissima passione anche tra il pubblico e questo è veramente bello, quindi grazie per il vostro tempo, grazie per la vostra partecipazione e sono sicuro che se come me non capite una cipalessa di calcio, sono certo che quando andremo a chiamare questa persona, questo meraviglioso protagonista, non potrete che tributargli un enorme applauso perché al giorno d'oggi si fa presto a dire campione. Piccolo curriculum vitae, giocatore di calcio con Torino, Inter, Parma, Juventus, Lazio, Blackburn, eccetera eccetera, con cui ha vinto un campionato di Serie B, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, 3 Coppe UEFA, 60 presenze con la maglia della nazionale italiana con cui ha collezionato un titolo europeo con la nazionale Under 21 e la partecipazione alle Olimpiadi di Barcellona. Con la nazionale maggiore ha partecipato a 3 campionati del mondo arrivando in finale agli USA nel 94 e contribuendo con 2 memorabili reti a sfiorare il titolo uscendo dalla lotteria dei rigori. Un vero esempio di dedizione allo sport. Signore e signori, please welcome Mr. Dino Baccio! Grazie davvero, un saluto ai quasi tuoi concittadini, giusto? Allora sempre bianchi sul palco, non hai bianchi sul Giuliano Sa, per me è una novità, insomma, è la prima volta che assisto a questo evento meraviglioso, bello, ragazzi giovani che si è programmato. Va bene, dai, l'importante è la partecipazione. Bravo! Giuliano che sul palco. Lei è la sorella. No, no, sono amore per te. Bravo! Se venerdì 17 Deve fermarlo. Poi è bello che alla fine si affacciano questa va bene, venerdì 17 ragazzi. 7 anni. Pensare a
1, 2, 3, prova sì, a lei. Oh, come funziona? Prova sì. Magari con pallone va meglio, dai. Dico, ragazzi del 2005-2006 che vi sto provando veramente bravi. Complimenti anche agli altri, però qui stanno facendo sport e va bene così, sono felice di essere qui presente e vedere veramente dei combattimenti veramente forti. Grazie. Vi teniamo ancora qua almeno 10 minuti per la premiazione di match. Abbiamo la targa, io mi scuso per questo piccolo problema audio, ma certamente la prossima volta utilizzeremo ancora mezzi ulteriori, grazie ovviamente. Chiediamo di rimanere qui e adesso vi chiediamo di rimanere qui perché abbiamo una cosa particolare. Tocca a te. Tocca a te. E allora, eccoci. Entrare modo che abbiamo per vivere a lungo, invecchiare è l'unico modo che abbiamo per vivere a lungo. Vivere a lungo hai la possibilità di vivere l'esperienza. Prova sì, delle belle esperienze e delle brutte esperienze. Voglio riassumere in 2 parole. Io personalmente nella mia vita ho provato brutte esperienze. Ma sì, ho perso un fratello, però a volte non serve proprio porto col sanguigno, perché un fratello si può trovare uguale. 10 anni di collaborazione, mai una parola sbagliata, anzi, sempre un sorriso sornione, un abbraccio e una mano tesa. Io vorrei un grosso applauso, chi lo conosce sa che sto dicendo il vero, non sto barando. Un grosso applauso ragazzi di maestro Massimo Sarti. Massimiliano Sarti che credo si commuova perché sai Dino, una cosa ti posso dire, tu li vedi tutti grossi, tutti per palestrati, potenti eccetera, e dopodiché in realtà hanno la stragrande maggioranza di questi un cuore e una sensibilità pazzesca, perché avere il coraggio di accompagnare un ragazzo giovane a prendere i pugni e ad aiutarlo a far sì che quei pugni gli servano per crescere significa avere un grande cuore. Allora grazie Max, penso che tu voglia fare un saluto. Abbiamo il piano B, fermi là, abbiamo il piano B. Ringrazio tutto il pubblico presente ed è un piacere vedere finalmente le strutture delle palestre piene di gente e questo aiuta noi nella nostra attività. Grazie ancora per oggi. Grazie davvero, ma non c'è dubbio che abbiamo una foto di gruppo, abbiamo anche un fotografo che risponde al nome di Massimo, eccolo il vero Massimo, e allora e la nostra Laura, ma la nostra Laura non è solo fotografa, la nostra Laura è la vera regina di questa palestra, senza la quale non funzionerebbe un tubo. Quindi il prossimo anno, quando vi faremo una serata a tombolo, avremo l'impianto che Papa Francesco ci invidia, te lo dico, perché vado a rubare le casse a San Pietro, te lo dico. Ecco. Detto questo, abbiamo ancora un grande ospite questa sera. A questo punto chiedo la collaborazione di Matteo, perché volevo capire se il pubblico è pronto, perché dovremo fare un
mi dicono Tombolo, meravigliosi, siete meravigliosi, stasera Rizzardi, tutti quei ragazzi hanno fatto uno spettacolo meraviglioso, io ho fatto box dal 78 all'81 a Londra, medio massimo 78 kg, adesso ho più 104 kg, quindi faccio schifo, sto fermo, però è una serata bellissima, bellissimi incontri, mi sono rifatto il naso 3 volte, lui ce n'è ancora brutto, però siete tutti meravigliosi, grazie, come dicono a Tombolo, viva la Maristete! E questo è per te, signori, lo spettacolo The Show Must Go On! Si riprende con la box, giocata, non più quella parlata. Pensavo che sei professionista. E poi 2 incontri pro. L'arbitro Mauro Bellovello è già salito all'angolo neutro, allora noi siamo pronti per chiamare all'angolo blu, portabandiera dei colori della pugilistica udinese con i suoi 64 kg, Hamid Hakmani Abdel. Vengono chiamati al centro ring i due atleti per il consueto saluto e per vivere insieme la prima delle 3 riprese da 3 minuti. Questi meno.
Questi me la forte, diciamo. Inizia, prima ripresa. Passa cacciati. Trago questi che sono 5. No. Vabbè, bisogna che capisca che ha sbagliato. Dai Carlo! Dai Carlo! Dai Carlo, bravo! Dai Carlo! Dai Carlo! Bravo, vai! Dai Carlo! Vai Carlo! Questo è il gong che chiude la prima delle 3 riprese tra Hamid Abdel Atmani e Carlo Peron. Angolo blu, pugilistico udinese. Angolo rosso, favorito. Martin Sorrino. Fuori i secondi. Carlo! Inizia la seconda ripresa. Dai Carlo, dai! Dai Carlo, dai! Dai Carlo,
Appena partire a destra! Vai Carlo, vai! Destra! Dai, lavora! Vai! Ancora! Dai! Vai adesso! Finisci tu, finisci tu! Vai Carlo! Bravo Carlo, vai! Termina qui la seconda ripresa tra Carlo Peron e Hamid Abdel Akbani, paddling e pugilistica udinese. Forte Carlo. Fuori i secondi, pronti per arrivare alla terza ed ultima ripresa. È l'ultima che dai! Inizia la terza ed ultima ripresa. Tranquillo, tranquillo! Vai Carlo, dai! Bravo! Bravo sotto sopra! Non lasciare lavorare, tienilo! Tienilo! Vai Carlo, vai, vai! Dai Carlo, vai! Vai Carlo! Vai! Vai Carlo! Dai Carlo! Un minuto, ti prego! Un minuto! Forza! Avete finito, finita! Allora, tienilo
vinto ai punti dall'Albo Rosso, Carlo Pavarin. E adesso l'emozione continua, torniamo con il pugilato femminile. Sappiamo che qui abbiamo delle atlete della kick e della thai e della non so che cos'altro, ma in questo caso parliamo di pugilato femminile. Andiamo a vivere insieme il settimo incontro, il penultimo per quanto riguarda la categoria IVA. Per quanto riguarda IVA, vediamo se arrivo fino in fondo della serata con voce o senza voce. E allora, portabandiera dei colori della Red Wolf, all'angolo blu, andiamo ad accogliere Giulia Bertol. Giuseppe Di Donna, accogliamo all'angolo blu Giulia Bertol. All'angolo rosso è un grandissimo piacere poterla chiamare su questo ring. Portabandiera dei colori della Pavarin. Fa il suo ingresso Chiara Lazzari. Accompagnata da Roberta Ragna e Roberto Rinaldi. All'angolo rosso Chiara Lazzari. Pavarin. Volevo strafare perché Vengono chiamate al centro ring le due atlete. Incontro che si disputa su una distanza di 3 riprese da 3 minuti. Arbitra il signor Dennis Benvenuti. no, è avanti con io. Inizia la prima ripresa. Senti, te lo attacchi così. Ma chi lo attaccava? Ma figa!
Un grande applauso per tutti. E questo non nei confronti ovviamente dell'avversario ma di se stessi, perché il pugilato quello che insegna è qualcosa che va ben al di là del jab destro montante gancio. Signore e signori, a 48 secondi della prima ripresa questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Chiara Lazzari. Ovviamente grazie anche al maestro di donna per aver optato per la sospensione cautelare e quindi grazie a Giulia Bertol per aver combattuto.
Questo incontro si disputa sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti. Tutto è pronto? Inizia la prima ripresa. Bello! Se cacca il caschetto. Aspettiamo la fine. Aspetta la fine. Sì, sì, io infatti se non sempre vedere noi. No, vedo già. Ero su difficoltà di Certo. Come che te ho detto che mi fai che ho detto che mi diceva per me lui perde adesso. Vai Kevin! Vai Kevin! Pietro là! Vieni vedendo i morti. Prima ripresa.
un'emulsione di vita. Arriva dentro subito! Vai, da brutto! Metti sotto! Vai subito! Inizia la terza ed ultima ripresa. Vai Kevin, mettete pressing! Veloce! Dai via! Stracombattuti davvero questi ultimi 6 minuti che vanno a chiudere la parte così definita dilettantistica del pugilato, ricordando che la parte dilettantistica è quella che ha l'onore di giungere fino alle Olimpiadi e per cui ancora un grande applauso per Kevin e per Morris. A prescindere da quello che sarà il verdetto, non c'è dubbio che ci siete, avete fatto divertire il mondo.
si capisce più niente. E allora signori, ci fanno gli scherzi, Mauro Rezzani sul ring, portati su questo ragazzo e portati su questa ragazza. No, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è tutto giusto. Fai spazio alla dottoressa Katusha, se qualcuno gentilmente, eccola, Mauro, se gentilmente posso chiederti, grazie mille, ok. E allora, come miglior voce di questa serata per la parte dilettantistica, come detto, Carlo Piron, l'applauso del pubblico. E adesso ovviamente prendiamo 2 minuti di pausa perché anche lo speaker a un certo punto necessita di una pausa e poi partiremo con la parte del programma professionistico. Abbandonate, adesso ci sono gli incontri pro. Ce la facciamo. Brava, ragazzi, vi chiedo un attimino l'attenzione. L'abbiamo visto The Voice. Chi lo conosce, Alex Shure, sa il proprio valore. Ora, una volta la canzoncina me la cantava, ora un po' se la tira. Ha contratti con la Sony, con la Universal, ha litigato con Brian Johnson. Per alzata di mano, iniziando da qua, lo facciamo cantare e non vi sentiamo tanto. Vi facciamo fare 20 secondi di sotto le triglie. Preferite gli sì o chiamiamo lui? Sulle mani per Alex Shure. Ragazzi, dai, che facevo fare? Sulle mani per Alex Shure. Dai! Vi va bene uguale Hammer to End? No! Canto io? I'll wait you there. Io guardo su. Eccolo qua. Si era iscritto per The Voice Junior, lo hanno scartato, non so perché. Linda
adesso devo farla contenti di aver chiamato Marco Harrison Ring, di essere pronti per chiamare il rappresentante della pugilistica serbia, Mini Mosca, con 47 kg e 400 grammi alla bilancia, all'angolo blu. Welcome to Gal Anastasia! Questo incontro si disputa sulla distanza delle 4 riprese da 2 minuti, 4x2, arbitra il signor Marco Chiarelli. Inizia la prima ripresa. Cazzo, pensa ancora. Vedo che ne fa mia casino come gli altri. Manca perché le mie che è brave.
Cazzo, te vedi che è professionistico questo. Veneto. Sta in fondo. Bisogna farsi Brava, Vic, bello! non entrare. Bello! Ho visto tu. Questa era Vic. Dai, da vedere. Dai, Vittorio! Vai lì, Vic! Che sticca. Bello montato, bello. Brava, Vic! Vai, Vic, vai! Termina qui la prima delle 4 riprese. Stop the first round between Gala Anastasia e Vittoria Parecipini. La nostra Martina. Fuori in secondi, seconds out. Inizia la seconda ripresa, start the second round. Brava, Vic, brava! Lì, Vic, tienila lì! Praticamente. Bisogna che costruissi Vai, Vic! Vai, Vic! Sotto sopra, vai, Vic! Brava, Vic! lo scena esperienza, ma manca il PGP sparisce e i pop principali meno esperti e dicono Batti sotto, Vai Vic! Vai gli ultimi 10 Vic! basti quasi. Termina la seconda ripresa, stop the second round. E resta su.
Copio. Perché adesso Inizia la terza ripresa, start the third round. adesso pizza faccio perché invece sticchine zero meglio e quindi te Brava! e poi dopo Vai Vic! Vai Vic! Brava! Vai Vic! infatti si vede che non ha mai affondato sul colpo deve sempre lì fermo non ha piena partita e sta lì fermo Tagliagli la strada, Vic! cioè quindi vuol dire che hai 3 Brava, bello! Vai Vic! può succedere Vai Vic! Vai Vic! Oh! Grande vittoria! Grande vittoria! L'applauso è spontaneo, certamente l'applauso è spontaneo. Vengono chiamati dalla centro ring e questo incontro viene vinto per KO, quindi KO tecnico a 1 minuto 34 secondi della terza ripresa da Vittoria Parigi, che viene premiata da colei che fosse la ispirata
secondino, è mezzanotte e abbiamo un compleanno da festeggiare. Lei è una nostra istruttrice, è la fidanzata di quello che definisco il mio braccio destro, mi supporta, vabbè, proviamoci qua. Tutti assieme, tanti auguri ad Anna Chiara! E allora adesso possiamo vivere l'ultimo incontro valevole per questa serata, l'ultimo incontro dei pugili professionisti. Andiamo con colui che invece il pugilato professionistico l'ha già interpretato più e più volte, e quindi dopo il bellissimo debutto vissuto insieme con Vittoria Parigi Mini, che giustamente viene festeggiata, andiamo allora a vivere, quando mi date l'ok che posso procedere, Alex Tomasello, lo cerco con lo sguardo, non lo vedo, aspettiamo il commissario di riunione e poi quando abbiamo l'ok possiamo procedere con la chiamata dei pugili per quanto riguarda l'ultimo incontro valevole per questa lunga serata, che non è più venerdì ma siamo passati a sabato 18, e quindi apprezzerete che non ho mai detto che venerdì fosse, ma sabato 18 è arrivato e a questo punto possiamo andare, penso. Alex Tomasello, lo stiamo aspettando, ma non è un problema. Intanto sul ring sale l'arbitro, il signor Dennis Incanuti, che distribuisce i cartellini, e raggiunto l'angolo neutro andremo a chiamare il pugile, altrettanto proveniente dalla Serbia, accompagnato dal suo istruttore Ilic Poljan Bozidaric. E a questo punto musica, maestro! Sulle note della Carmine Burana di Karloff, all'angolo blu, portabandiera della rappresentante
anche per me. Inizio la prima ripresa, start the first round. Commessi. Commessi. Terza. Dai. Forza rosso. Mamma mia. Dai bro! Ma rosso. Dai spacca! Rosso non le sente, rosso non le sente. Non le sente, nel blu che più spalle. Ah giusto, è vero. No, perché mi vedi quando... per me. Adesso! Mamma che stica! Adesso, eccoli! Va che stecche, Dio! Dai che è finito, dai! Dai che non ce la fa più! Ma no, dai, anche questo. Sì, beh, deve come... Eccolo! Sì. Dopo ho visto. Si capiva. Dai, cambio sedia. Ma che grosso, ma che grosso, oddio. 69. Se la dico, è tutto del ferro, tutto merlo. Termina qui la prima ripresa. First round. Brava! Inizia la seconda ripresa. Start the second round. Oh, grazie. Dopo magari si va a È vero. Bisogna vedere anche là sotto come chiede. Ma bravo mister.
Ma il direttore non dice perché poi è, cioè lo Che dice sì, lo so capire. Vale bro! 6, 7, 8, 9. Allora, prima di andare alla lettura del verdetto, permettetemi di ringraziare K Sport di Monselice che ha fornito i guantoni per questi incontri, per cui ricordiamo e ringraziamo K Sport, sempre da tanto tempo partner di Padova Ring. Consentitemi di ringraziare prima che tutti voi sappiate l'organizzazione delegata alla Federazione Pugilistica Italiana, il commissario di riunione, signor Alex Tomasello, gli arbitri Paolo Vedonello, Marco Zanetta, Marco Chiarelli e l'arbitro Dennis Incanuti, il dottore Francesco Vallese, la Croce Rossa Italiana, Giovanni Ragazzi, Roberto Priore a crono. E allora per questo incontro a 1 minuto 45 secondi della seconda ripresa vince Akram Ben Hai Arona per KO tecnico, premia il sindaco di Tombolo, il signor Cristian Andretta. E allora grazie davvero per l'ospitalità di Tombolo, grazie davvero per l'ospitalità di Mauro Rizzardi e la Fighting Center. Ovviamente loro sono ben contenti di potervi aspettare per insegnare le magiche note del pugilato. Grazie a voi tutti, davvero è stato un piacere, grazie agli sponsor delegati Padova Ring e non soltanto, grazie da Crank, congratulazioni, grazie al pubblico molto nutrito e generoso del tifo di questa serata. Signore e signori, una buona notte a tutti da Enrico Barasciutti.